Come sappiamo, svariate culture religiose hanno una propria storia del diluvio, anche molto più antica rispetto alla Genesi. Quale sarebbe dunque la specificità del racconto biblico? La specificità sta nel fatto che, mentre altrove si parla del diluvio come punizione divina, evidenziando così il dramma di una distruzione inevitabile in cui l'uomo non può nulla, il testo biblico si focalizza al contrario su chi si salva dal diluvio, fornendo cioè istruzioni per non soccombere al diluvio stesso. Quella di Noè, il giusto nella sua generazione, non è una figura eroica, assoluta. Noè è una figura umanamente raggiungibile da chiunque mostri un senso dell'etica e della responsabilità. Non a caso gli vennero concessi 120 anni per costruire l'arca, perché chiunque nel corso di un'intera esistenza potesse accorgersi di ciò che stava accadendo attorno a sé. Per riprendere quanto detto prima, la vicenda di Noè ci è dunque utile per capire come salvarci dal nostro diluvio. Una volta compresa la necessità di andare oltre la crisi, oltre il Naul, dovremo costruirci la nostra arca, ben isolata, entrarci e attendere il momento giusto per uscire e dare un senso nuovo alla vita. È un cammino impervio, assolutamente controcorrente, ma custodisce l'unica fiamma di speranza per il futuro dell'uomo e della terra. È in fondo come il cammino di Giuseppe e Maria alla ricerca di un riparo dove poter accogliere la nascita di Gesù, la parola fatta carne, per antonomasia, il portatore di significato nel mondo, il cammino.